Ciao a tutti e bentornati su Cronache di Casteddu. Nell'ultimo video abbiamo visto il Cagliari arrivare finalmente in Serie A. In questo video vedremo i primi passi della squadra nel massimo campionato e alcuni dei protagonisti delle altre squadre. Il Cagliari di Silvestri è arrivato in Serie A, ma quali sono le altre squadre con cui dovrà misurarsi? Allora, innanzitutto c'è la grande Inter di Angelo Moratti ed Elenio Herrera, con in campo ricordiamo i vari Facchetti, Mazzola, Luisito Suarez, Jair, Domenghini, Corso, Burnic e Picchi. Sempre a Milano, sponda rossonera, giocano capitanati dall'allenatore Nils Lidl, il Trap, Giovanni Trapattoni, Cesare Maldini, Gianni Rivera, Giovanni Lodetti e il grande Vice Pelé Amarildo. C'è il Bologna di Dallara, campione in carica, con Giacomo Bulgarelli, Nielsen, Haller e Pascutti. C'è la Juventus dell'avvocato Agnelli, non una delle migliori Juventus, che si tiene stretto Omar Sivori. Il Torino di Gigi Simoni, allenato da Nereo Rocco, l'Atalanta allenata da Valcareggi e le Romane con la sponda giallo-rossa, De Sisti, Angelillo e Schnellinger, e con Paolo Carosi alla Lazio. Insomma, un campionato ricco di personaggi che poi hanno lasciato il segno nella storia del calcio italiano. Il Cagliari ovviamente non vuole fare figuracce alla sua prima stagione in A, quindi Arrica si mette subito in moto per irrobustire la squadra e fa un altro dei suoi colpi. Prende accordi con la Juventus per un giocatore che i bianconeri hanno pescato nel Santos di Pelé, Claudio Olinto de Carvalho, in arte Nenè. Arrica riesce a portarlo a Cagliari in prestito quadriennale con riscatto obbligatorio e col pagamento del 25% ogni stagione in un'operazione totale da 600 milioni. Per la difesa arrivano dalla Torres il giovane Comunardo Nicolai, per il centrocampo il metronomo Pierluigi Cera dal Verona in prestito, Bruno Visentin dalla Lazio e in prestito dal Milan il centravanti peruviano Felix Alberto Gallardo, conosciuto anche come Piede di Dinamite. Di Gallardo ne parleremo tra poco, se molti di voi non l'hanno sentito nominare tra poco capiranno il perché. Comunque, visto il sovraffollamento in attacco, Arrica cederà due degli attaccanti che hanno portato il Cagliari in Serie A. Infatti cederà Danilo Torriglia al Livorno e Renato Ronconi alla Torres. In panchina ha confermato Sandokan Silvestri, autore della cavalcata dalla C alla A, e quindi ci si concentra anche per adeguare lo stadio Amsicora al campionato di Serie A. Infatti vengono adeguati gli spogliatoi e viene steso il manto erboso nel campo da gioco, che fino all'anno prima era ancora l'unico campo forse ancora in terra battuta. Nello stesso periodo viene anche presentato il primo progetto per lo stadio Sant'Elia, ma ne parleremo nei prossimi video. Comunque, proprio per consentire di ultimare i lavori di ammodernamento dello stadio Amsicora, il Cagliari giocherà le prime due partite in trasferta. E che trasferte, perché si andrà prima sul campo della Roma e poi sul campo della Juventus, un inizio di campionato in stile longobarda. Nella capitale un autorete di Greati al 21esimo e un gol di Francesconi al 41esimo ci condannano all'esordio in Serie A con una sconfitta, con Greati che poi al 72esimo segnerà il primo gol del Cagliari in Serie A. La partita finirà 2-1. Per la seconda a Torino va decisamente meglio, perché il Cagliari riesce a imbrigliare la vecchia signora e fermarla sullo 0-0. Per la prima vittoria bisogna aspettare alla quarta giornata. In visita a Cagliari arriverà il Lanerossi Vicenza, guidato da Luis Vinicio, che porterà in vantaggio i vicentini al 20° minuto. Nel secondo tempo la partita cambia, infatti il Cagliari riesce a pareggiare subito con Visentina al 49esimo e poi all'88esimo arriverà il momento di Gallardo, che segnerà il suo primo gol con la maglia del Cagliari, regalando alla squadra la prima vittoria. Dopo il pareggio sul campo del Mantova per 2-2, firmato Greatti Nenè, il Cagliari prenderà una brutta spirale negativa, conquistando soli 4 punti nelle successive 11 partite. In Catania Cagliari 2-1 arriva anche il secondo gol di Gallardo con la maglia del Cagliari e sarà anche l'ultimo della stagione. Da lì in poi il suo piede di dinamite centrerà tutti i cartelloni di tutti gli stadi della Serie A. A fine girone di andata il Cagliari è ultimo a 9 punti e si affaccia al girone di ritorno con le sfide in casa con Roma e Juventus. Il girone di ritorno però il Cagliari è completamente un'altra squadra, infatti riuscirà a conquistare
registrare 12 vittorie in 16 partite, con Riva Mattatore con 7 reti che, aggiunte alle 2 fatte nel girone di andata, chiuderà il campionato con 9 gol e si chiuderà il campionato al 6° posto a pari punti col Bologna, campione in carica. In quella stagione l'allenatore Silvestri vincerà anche il premio di seminatore d'oro, l'equivalente dell'odierna panchina d'oro. Il campionato verrà vinto dall'Inter, che vincerà anche la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. In quella stagione, o meglio nell'estate successiva a quella stagione, Riva fa anche il suo esordio nazionale, chiamato da Edmondo Fabbri in occasione dell'amichevole con l'Ungheria. Entrerà all'8° minuto al posto dell'infortunato attaccante del Bologna Pascutti. Piccola parentesi, i cambi ancora nelle competizioni ufficiali non erano stati introdotti. Il fatto che Riva sia subentrato è stato perché si trattava di un amichevole. Infatti in quel periodo nelle competizioni ufficiali si poteva sostituire unicamente il portiere. Chiusa la stagione 64-65, per la stagione 65-66 il calciomercato si infiamma. Il Napoli si aggiudica le prestazioni di José Altafini e di Omar Sivori, rispettivamente da Milan e Juventus. La Fiorentina preleva dalla Roma Picchio De Sisti e gli spezzo pure la luce a capocollo. Milan e Bologna tengono invariate le loro formazioni, mentre il Cagliari saluta Tonino Congiu che appende le scarpette al chiodo e Penna Bianca Colombo che andrà alla Juventus a fare il secondo portiere, e per sopperire alla partenza del portiere arriveranno dalla Juventus Carlo Matrel e dall'Atalanta Pietro Pianta. Si rinforza anche il centrocampo con l'arrivo di Longoni dal Modena, si paga un'altra tranche dell'operazione Nenè e si rinnova anche il prestito di Gallardo dal Milan. Sarà l'anno buono per il peruviano? In questa stagione la squadra alternerà roboanti vittorie come quella sulla Roma per 4-0 con doppietta di Rizzo, Capellaro e Riva, e quella con la Juventus per 2-1 con gol di Rizzo e Visentin, a sconfitte disastrose come quella con la Spal per 3-0. Il Cagliari in questa stagione riuscirà a salvarsi solo all'ultima giornata grazie a un gol di Rizzo nella partita contro il Foggia. Chiuderà il campionato all'11° posto e verrà designato dalla Lega Calcio per partecipare l'anno successivo alla Mitropa Cup. In quella stagione il morale crollerà quando arriverà la notizia, a campionato ancora in corso, che Arturo Silvestri, al momento sulla panchina del Cagliari, l'anno successivo sarebbe stato l'allenatore del Milan, e da quel momento in poi la squadra non reagirà più ai modi grintosi e duri dell'allenatore. Gallardo si rivelerà un fallimento anche quest'anno, mettendo a segno solo 2 reti. Il titolo andrà di nuovo all'Inter, che si cucerà sul petto la prima stella, ed emergerà in questo campionato un giovane attaccante del Varese, protagonista di una grande stagione, Roberto Boninsegna. Durante l'estate Riva verrà convocato da Edmondo Fabbri per partecipare alla spedizione inglese nei mondiali del 66 della nazionale, anche se farà tutto il mondiale da spettatore perché non giocherà neanche un minuto, e come tutti sappiamo non fu una spedizione molto gioiosa in quanto uscimmo con la Corea. Proprio a causa dell'uscita ingloriosa della nazionale dai mondiali del 1966 in Inghilterra, la FIGC impose il blocco degli stranieri in modo da rilanciare i giocatori italiani nel campionato. Rimasero ovviamente in Italia quelli già acquistati nelle stagioni precedenti, ma vennero bloccati nuovi acquisti. Sarà un colpo duro soprattutto per l'Inter, in quanto aveva già convinto e stretto gli accordi con la Pantera Nera Eusebio e il Kaiser Beckenbauer, e per quel mercato si dovrà accontentare poi solo dell'acquisto di Luis Vinicio, ormai 34enne, quindi per la panchina. Il Milan di Arturo Silvestri si rinforzerà con l'arrivo di Roberto Rosato e cederà Cesare Maldini al Torino. In questa stagione con il Mantova farà anche il suo esordio un portiere che inizierà a stupire, ovviamente stiamo parlando di Dino Zoff. Con l'addio di Arturo Silvestri il Cagliari si deve adoperare per cercare un nuovo allenatore, quindi Arrica, facendo sempre leva sui suoi contatti, chiede consiglio ad Angelo Moratti e Italo Allodi, in quel periodo vertici dell'Inter. Gli viene consigliato da Moratti e Allodi il filosofo Manlio Scopigno, esonerato la stagione precedente alla 5ª giornata dal Bologna inspiegabilmente, in quanto era in quel momento alla 5ª giornata primo in classifica. Scopigno durante la stagione precedente aveva già seguito qualche partita del Cagliari e aveva notato una squadra con un grandissimo potenziale ma che aveva bisogno di un po' più di libertà rispetto agli atteggiamenti a volte troppo pressanti del mister Silvestri. Scopigno infatti era tutt'altra persona, era una
una persona molto calma, composta, lasciava molto più libertà ai giocatori, tanto da essere a volte accusato anche di non fare allenare la squadra. Ma su Scopigno comunque ci torneremo. Bocciato Carlo Matrel come portiere, è retrocesso a terzo, è Gallardo che finisce la sua avventura a Cagliari rientrando al Milan, che poi lo girerà al Palmeiras. Il Cagliari cede Cappellaro al Genoa e vede i ritiri di Mazzucchi e del capitano Enrico Spinosi, che lascia la fascia di capitano a Miguel Angel Longo. Guarda lo short sul Longo. Pagata la terza rata di Nené alla Juventus dopo il no secco di Arrica ai bianconeri che volevano Nené indietro, si uniscono alla squadra anche il portiere Adriano Rigginato dal Vicenza e l'attaccante Roberto Boninsegna dal Varese. Il Cagliari parte alla grande, 11 punti nelle prime 7 giornate con 6 gol di Riva, 4 di Boninsegna, fermando Milan e Roma sullo 0-0 e battendo 1-0 la Fiorentina. Punto forte di quella squadra sarà la difesa, infatti Adriano Regginato stabilirà il record di 712 minuti imbattuto, che equivarranno alle prime 7 giornate senza subire gol, e si arrenderà solo all'8ª giornata contro la Juventus, quando al 82esimo De Paoli segna il gol per l'1-0 dei bianconeri. Il Cagliari è una buona squadra quell'anno e rimane nelle zone medio-alte della classifica per tutta la stagione, con l'Inter capolista che però non riesce a staccare definitivamente le concorrenti. Riva e Boninsegna viaggiano a gonfie vele finché non arriva il 27 marzo del 1967. Si gioca Italia-Portogallo all'Olimpico di Roma, con la nazionale italiana allenata dallo strano duo Herrera-Valcareggi dopo il disastro al mondiale del 66 con Fabbri. Il primo tempo si chiude 1-0 per i lusitani con gol di Eusebio. All'inizio del secondo tempo accade il fattaccio. Riva si lancia con un pallone a mezza altezza nell'area di rigore del Portogallo, il portiere esce a valanga, la gamba di Riva rimane sotto e farà crack. Con la maglia numero 9 sulle spalle, che Riva non utilizzerà più, prova a rialzarsi, ma la gamba non regge. La diagnosi sarà terribile: frattura di tibia e perone, stagione finita e 7 mesi di stop. Come abbiamo già visto, il Cagliari in questa stagione dispone fortunatamente di una solidissima difesa e proprio grazie anche alla difesa e a Nené, che si reinventerà attaccante dopo aver fatto quasi tutta la stagione da mezzala destra o alla destra, in coppia con Boninsegna riusciranno a racimolare 8 risultati utili nelle ultime 10 giornate. E Riva, nonostante l'infortunio avvenuto a marzo, sarà comunque capocannoniere del campionato con 18 reti in 23 partite, un risultato strepitoso. Il titolo di quella stagione si deciderà all'ultima giornata, quando l'Inter, dopo essere stata prima per tutta la durata del campionato, verrà sorpassata dalla Juventus. La Juventus di quell'anno sarà ricordata come la Juve operaia, mentre in Mitropa Cup il Cagliari non andrà molto lontano, infatti uscirà subito agli ottavi di finale sotto i colpi del Sarajevo, ma verrà designata comunque anche per partecipare l'anno successivo e verrà invitata a partecipare anche alla Coppa delle Alpi. Nell'estate che passa tra il campionato 66-67 e il campionato 67-68, come abbiamo visto succedere spesso in questi primi 50 anni di storia del Cagliari, la squadra, o meglio la società, si trova in brutte acque a livello finanziario. Infatti, conti alla mano, l'Unione Sportiva Cagliari ha un buco di bilancio di 200 milioni di lire. Il pensiero del presidente Rocca è rapido: vendere Riva per sanare il debito. Riva ovviamente suscita l'interesse di molte squadre, essendo capocannoniere e attaccante della nazionale. La possibilità di vendere Riva viene respinta da tutti, Arrica in primis, la tifoseria e lo stesso Riva, che vuole restare a Cagliari. Rocca è alle strette, ma trova un escamotage, cioè trasformare l'Unione Sportiva Cagliari in una società per azioni, quindi un SPA, sperando che qualche investitore acquisti le azioni del Cagliari e sani così il debito. Nel frattempo il Cagliari va in tournée negli Stati Uniti, dove sotto il nome di Chicago Mustangs prenderà parte a un torneo riconosciuto dalla FIGC. Sono giorni tremendamente agitati perché con la squadra in tournée, dove si verificano anche dei disordini nelle partite di New York e Toronto, dove ci saranno a New York un'invasione di campo e a Toronto un'invasione di campo con aggressione all'arbitro, che poi si concluderà con i Chicago Mustangs terzi classificati, e Rocca che spera di farsi un po' di pubblicità in questa tournée e che qualche imprenditore o comunque qualche azionista si faccia avanti per acquistare
acquistare qualche quota della società. Inoltre anche Manlio Scopigno ci mette del suo. Il Cagliari in tournée, o meglio i Chicago Mustangs, venivano invitati nelle principali ambasciate italiane della città dove si trovavano a disputare le loro gare. In uno di questi ricevimenti Scopigno chiese dove fosse il bagno e a rispondere fu il figlio dell'ambasciatore, che gli rispose che il bagno si trovava fuori nella siepe nel giardino. Scopigno prese la risposta per buona e diede una bella innaffiata alla siepe. Questo gesto gli costò la panchina perché Rocca non gliela fece passare. Mentre accadeva tutto questo, il piano di Rocca di trasformare il Cagliari in una società per azioni ancora non dava risultato. Quindi Arricca, vedendosi alle strette e non volendo assolutamente cedere il Riva o cedere la società in blocco, contatta Angelo Moratti. Il presidente dell'Inter non era interessato all'acquisto di Gigi Riva, e questo perché, da quanto trapelato poi successivamente, Moratti sosteneva che la Sardegna le aveva già concesso tanto, permettendogli di costruire la Saras, quindi le raffinerie petrolifere, e che privare anche la Sardegna di Riva, che stava trascinando la squadra nelle zone alte della classifica, sarebbe stato troppo. Durante il confronto Arricca confidò a Moratti la gravosa situazione in cui versava la società sarda e che l'ultima spiaggia sarebbe stata proprio la vendita di Riva, con il Napoli che aveva già offerto 400 milioni e che, nel caso le cose si fossero messe male, sarebbero stati costretti ad accettare. Moratti però, al netto di questa situazione, ci vede lungo. Perché commissiona 4 dipendenti della Saras, quindi suoi dipendenti, di acquistare 140 milioni di lire di azioni del Cagliari, che equivalgono alla maggioranza. Moratti indica come azionisti della società 3 personaggi che fanno parte dell'economia sarda, che sono il presidente della CIS, il futuro sindaco di Cagliari Di Martino e il dirigente della cartiera di Arbatax Marras. Quest'ultimo cederà il suo pacchetto azionario al presidente della regione Sardegna, l'onorevole Lucio Avis, e così facendo la proprietà del Cagliari rimarrà in Sardegna, Riva rimarrà in Sardegna e Moratti si sarà ingraziato tutto il panorama politico e economico della Sardegna. Quindi adesso, entrando nella stagione 67-68, mentre il Milan, che ha già concluso il suo rapporto con Silvestri, si affiderà a Nereo Rocco e rinforza una squadra già solida che vedrà schierati Cudicini in porta, Rosato, Schnellinger, Rivera e Pratti, e cedendo Amarildo alla Fiorentina, il Napoli si accaparrerà Dino Zoff. Il Varese invece pescherà dall'Inter il libero Armando Picchi e proporrà un attaccante che farà parlare di sé durante proprio questa stagione, e cioè Anastasi. La stagione 67-68 sarà anche la prima in cui verrà introdotta alla domenica sportiva la moviola, in occasione del gol di Rivera nel derby assegnato ma non regolare. A Cagliari Rocca rimane presidente e per sostituire Scopigno, che è stato cacciato durante l'estate, viene ingaggiato Hector Puricelli, il primo uruguaiano a Cagliari. Il mercato, come si può immaginare dopo la travagliata estate appena conclusa, vedrà solo l'arrivo di Icens per sopperire alla mancanza di Riva e il saldo dell'ultima rata dei Nenè. In uscita invece ci saranno Carlo Matrell in direzione Spal e il centrocampista Visentin in direzione Padova. L'inizio di stagione non è dei migliori, infatti perderemo la prima giornata contro il Brescia per 2-1 e nella seconda giornata, oltre a perdere col Bologna sempre per 2-1, ci sarà uno scontro di gioco che coinvolgerà Adriano Reginato e il difensore Mario Tiddia, che avrà la peggio perché con un trauma cerebrale causato dallo scontro con il portiere sarà costretto al ritiro, mentre il Reginato verrà sostituito dal portiere Pianta e se la caverà con giusto qualche punto di sutura. Si inimicherà la tifoseria del Cagliari il giocatore del Bologna Clerici, che approfittando dello scontro tra i due giocatori del Cagliari metterà la palla in rete. La stagione sarà molto altalenante, infatti anche col rientro di Riva a fine ottobre la squadra non decollerà mai, piazzandosi ogni tanto il colpaccio come il 2-1 alla Juventus firmato Rizzo e Greatti e il 3-2 alla Roma.
In questa partita vale la pena ricordare il gol del 3-1 del Cagliari, dove Nenè prende palla nella sua metà campo, parte e non si ferma più. Si fa il coast to coast dalla sua area fino all'area della Roma e quando arriva davanti al portiere la serve a Riva che è incredulo, deve solo buttarla dentro. Alla 13ª giornata invece sul campo del Varese Boninsegna verrà allontanato dal campo perché le espulsioni prima del 1970 in cui verranno introdotti i cartellini erano verbali, quindi i giocatori venivano allontanati dal campo senza estrarre nessun cartellino, diciamo così. Comunque Boninsegna viene allontanato dal campo, quindi espulso, e eccederà un po' troppo nelle proteste. Infatti poi il giudice sportivo gli infliggerà una punizione di 11 giornate di squalifica che poi verranno ridotte a 9. All'ultima giornata di andata siamo ospiti a Milano dell'Inter e il campo dice 3-0 per i nerazzurri. Se non fosse che a fine primo tempo dagli spalti vola una monetina e finisce sull'occhio del centrocampista del Cagliari Longoni e il giudice sportivo assegnerà la vittoria a tavolino per 2-0 alla squadra sarda. I risultati comunque della squadra sono molto altalenanti e la tifoseria e a quanto pare anche la squadra, che sembra essere in linea con la contestazione della tifoseria, se la prendono con il mister Puricelli, chiamando a gran voce il ritorno di Scopigno. Nonostante questo il Cagliari riuscirà a vincere sul campo del Milan con un gol di Icens, ma la squadra comunque ancora non convince. Infatti poi Riva resterà a secco di gol per 2 mesi e ovviamente la colpa cadrà ancora su il mister uruguaiano. Nel frattempo Enrico Rocca, il presidente, si dimette perché non crede più nel progetto della squadra e non crede che il Cagliari possa ambire a vincere lo scudetto. Non è dello stesso avviso Andrea Rica, che invece crede fermamente nel progetto e nella squadra e rimane all'interno del consiglio direttivo. A seguito di questo episodio, alla vigilia della terzultima giornata, Arrica annuncerà che per l'anno successivo tornerà sulla panchina del Cagliari Maglio Scopigno, e questo sembra avere effetto anche sui giocatori che nelle ultime 3 partite vinceranno contro Varese, Torino e Inter. Il Cagliari finirà il campionato al 9° posto e il titolo se lo aggiudicherà il Milan, con l'Inter ormai a fine ciclo e le altre squadre che non riusciranno a tenere il passo dei rossoneri. Da menzionare, come avevo detto all'inizio di questa stagione, il Varese, che si piazzerà al 7° posto e sarà protagonista di grandi risultati contro le big grazie ai gol del giovanissimo Anastasi. All'inizio del campionato poi il Torino dovette andare incontro a un'altra tragedia. Infatti il centrocampista Gigi Meroni verrà investito a Torino morendo a soli 24 anni. Il cammino del Cagliari poi quest'anno in Mitropa Cup sarà leggermente migliore degli altri anni, superando infatti il Baník Ostrava, squadra cecoslovacca, al primo turno e uscendo al secondo turno sotto i colpi dei macedoni del Vardar. Ma chi cazzo sono? In Coppa delle Alpi invece si classificherà prima nel girone B, non accedendo alla fase finale semplicemente per la differenza reti. E così, mentre Riva vince gli europei con la maglia della nazionale, il calciomercato in vista della stagione 68-69 si accende. Il Milan, campione d'Italia, confermerà in blocco la rosa dell'anno precedente, mentre la Juventus sarà assoluta protagonista in quanto acquisterà l'attaccante Haller dal Bologna e per la cifra record di 650 milioni di lire acquisterà dal Varese la promessa Anastasi. L'Inter, ormai a fine ciclo, vedrà l'addio del presidente Moratti e conseguentemente anche dell'allenatore Elenio Herrera, che andrà alla Roma. Il mercato del Cagliari invece si intreccia inevitabilmente col mercato della Fiorentina e Arrica mette a segno un altro dei suoi grandi colpi. In una cena col presidente della Fiorentina Nello Baglini, invitato da Arrica all'Hotel Quirinale, a fine serata tra un bicchiere di vino e l'altro butta giù su un tovagliolo del ristorante la trattativa che porterà il portiere della nazionale Ricky Albertosi e il centrocampista Mario Brugnera a Cagliari in cambio di Francesco Rizzo. Il presidente Baglini firmerà quel tovagliolo e lo stesso Arrica andrà alle 4 del mattino in Lega a depositare proprio quel pezzo di carta, ufficializzando così il trasferimento. Le altre operazioni saranno lo scambio di difensori col Brescia, dove andrà Vescovi in cambio del giovane Beppe Tomasini, la cessione del portiere Pianta al Vicenza
è l'arrivo dal Milan di Giulio Zignoli. Alla presidenza si siede il senatore Efisio Corrias, in una società molto moderna, perché il Cagliari quell'anno non avrà una figura unica di riferimento al vertice come tutte le altre società di calcio italiane, ma un consiglio direttivo con potere decisionale condizionato. In panchina, come abbiamo già detto, torna Maglio Scopigno e il Cagliari da spettacolo. All'avvio 3-0 al Palermo, firmato Riva e Boninsegna, poi si va a Varese e se ne fanno 6 con gol di Riva che ne fa 3 e uno di Boninsegna, Greatti e Brugnera. Dopo il pareggio per 1-1 con la Fiorentina, blackout totale in casa dell'Inter dove ne prendiamo 4. 2 giornate dopo si va a Torino in casa della vecchia signora a dargliene 2, Riva e Boninsegna, e vinciamo per 2-1. E alla giornata successiva 4-1 alla Roma con 2 gol di Riva e 2 gol di Brugnera. Quest'ultimo si rivela un giocoliere in pieno stile sudamericano, tanto che in una delle amichevoli che il Santos di Pelé farà a Cagliari, proprio Rei chiederà a Brugnera se non fosse di origini brasiliane. Comunque, a seguito di questi risultati il Cagliari arriverà al giro di boa del campionato al primo posto, a +1 sulla Fiorentina, laureandosi campione d'inverno. Durante la pausa natalizia che verrà seguita dallo stop al campionato per le amichevoli in Messico delle nazionali in preparazione al mondiale del 70, si organizzeranno 2 amichevoli con Spartak e Dinamo Mosca. Le perderemo entrambe, comunque anche orfani di Albertosi, Boninsegna e Riva convocati in nazionale, ma comunque sarà un evento importante in quanto ospiterà in Sardegna per quella partita il portiere Lev Yashin, il ragno nero, unico portiere della storia ad aver vinto il pallone d'oro. Alla ripartenza però la macchina del Cagliari si inceppa, infatti iniziamo con 3 pareggi con Palermo, Varese e Fiorentina, rosichiamo una vittoria con un gol di Riva alla quarta contro l'Inter, ma la Fiorentina ha già messo la freccia e scalzato il Cagliari dalla prima posizione. Alla sesta giornata poi la Juventus viene a Cagliari e rende il favore vincendo 1-0 con gol di Haller, e da lì in poi il Cagliari entra definitivamente in crisi. La giornata successiva ospita la Roma a Cagliari, ma oltre lo scialbo 0-0 che si consuma in campo, avviene una tragedia negli spalti, perché il giocatore della Roma Giuliano Taccola, di 25 anni, che si trova in tribuna a causa di recenti svenimenti, malesseri e febbre persistente, viene colto da un arresto cardiaco. Subito i medici sociali di Cagliari e Roma intervengono per praticargli il massaggio cardiaco, ma purtroppo non ci sarà niente da fare. Infatti arriverà all'ospedale del capoluogo sardo già privo di vita. In relazione a questo episodio farà scalpore poi all'alba del nuovo millennio l'intervista rilasciata per l'Espresso da Ferruccio Mazzola, fratello minore di Sandro, in cui rivelerà che ai tempi dell'Inter Elenio Herrera era solito fare degli esperimenti farmacologici sui giocatori al fine di aumentarne le prestazioni in campo, e verosimilmente la morte di Taccola potrebbe essere collegata proprio a questi tipi di esperimenti. Comunque in campionato, dopo il 3-1 rifilato al Milan con gol di Greatti, Riva e Nenè, arrivano 3 risultati che lasciano intendere che ci sia qualcosa che non torna con gli arbitraggi. Come rivelerà successivamente poi il medico sociale del Cagliari di quel periodo, Augusto Frongia, le partite contro Bologna, Pisa e Napoli si contraddistinsero per gli arbitraggi completamente di parte. Infatti già solo nella partita col Bologna vennero negati al Cagliari 3 rigori nettissimi e addirittura al terzo Riva venne ammonito per simulazione. Questo, da quanto sostiene Augusto Frongia, sarebbe perché il presidente della FIGC del periodo era Artemio Franchi e gli arbitri tendevano a favorire la Fiorentina per ingraziarsi proprio il capodelegazione. Questo perché si era in vista dei mondiali del 70 e quindi questi arbitri, una volta visto che la vera concorrente della Fiorentina per il titolo era il Cagliari e non il Milan, cercarono di mettersi in luce. Nell'ultima giornata poi con l'Atalanta il 2-1 firmato da Riva e Boninsegna sancirà definitivamente il secondo posto
per il Cagliari in quella stagione a pari punti col Milan e alle spalle della Fiorentina. Menzioniamo anche comunque il percorso della squadra in Coppa Italia dopo aver superato Livorno, Perugia e Genoa e aver superato la Juventus ai quarti nel girone finale, perché in quel periodo si faceva un gironcino finale con le 4 vincitrici dei quarti di finale. Il Cagliari si classificherà secondo. In Mitropa faremo la nostra solita comparsata agli ottavi di finale uscendo con il Wiener Sports Club, squadra austriaca. Per la stagione successiva il Cagliari verrà ammesso alla Coppa delle Fiere e ormai la squadra è pronta per la sua stagione d'oro. A detta di Scompigno avrebbero già potuto vincerlo quell'anno, ma fu la squadra a non crederci abbastanza. Quindi per questo video ci fermiamo qua, non perdetevi il prossimo episodio in cui parliamo della stagione dello scudetto del Cagliari, quindi la 69-70. E niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate se avete anche magari qualche altro aneddoto che io mi son perso. E niente, ci vediamo in settimana con gli shorts in cui approfondisco qualche personaggio che abbiamo trattato in questo video e ci vediamo settimana prossima. Ciao belli!